Bandiere a mezz'asta, serrande abbassate con luci spente dei negozi della frazione di Arsego, dove la vigilia di Natale alle 13 saranno celebrati i funerali di Francesca e Pietro Pontin, 15 e 13 anni, vittime della follia omicida e poi suicida del padre Alessandro domenica scorsa a Sant'Ambrogio di Tre Basedeghe. Funerali in forma privata, come chiesto dalla mamma e dai nonni che abitano a poche centinaia di metri dalla chiesa di Arsego. I concittadini potranno comunque esprimere la loro solidarietà alla famiglia in un altro modo. Esponendo nei balconi, nelle finestre delle abitazioni, dei lumini, delle candele, in segno di vicinanza e di, come si può dire, affetto alla famiglia in questo momento difficile. Come amministrazione abbiamo pensato di proporre questo gesto attraverso le luci delle candele in questa veglia, al fine di far sentire loro tutta la vicinanza appunto dei cittadini della comunità, in particolar modo dei più giovani, alla famiglia Calzarotto. Alle esequie sarà presente anche il gonfalone comunale di San Giorgio, listato a lutto, specifica il sindaco, che ci parla con discrezione del suo incontro con Roberta Calzarotto e i nonni dei ragazzi. In questo momento insomma, la famiglia ha prioritariamente necessità di elaborare il lutto e di farlo in forma veramente privata, riservata e domestica. E nel paese c'è un sentimento collettivo di sgomento e di incredulità di fronte a questa tragedia che ci ha sconvolto completamente già dalle prime ore del pomeriggio di domenica e che giorno dopo giorno continua a manifestarsi con una crudeltà inaudita.